Abbiamo bisogno di avere figli, di avere ovviamente una popolazione giovane e quindi credo che questo corso sia fondamentale e va potenziato, va utilizzato al massimo e noi come ULSS faremo in modo che questi professionisti possano diventare veramente un valore aggiunto per noi. Riuscire ad avere figli e diventare genitori non deve essere più un tabù, ma una consapevolezza da raggiungere attraverso un percorso condiviso con figure sanitarie che possano accompagnare una coppia attraverso gli ostacoli nel cammino. Saranno inseriti proprio nei consultori del Trevigiano i neodiplomati del corso biennale organizzato e promosso dall'ULSS 2 Marca Trevigiana in collaborazione con il Centro della Famiglia. Un percorso formativo sperimentale unico in Veneto avviato nel 2019 e che ha visto la partecipazione di 20 professionisti. Affianca la coppia prendendosi cura dei bisogni e con attenzione particolare alla coppia stessa e accompagnandola lungo il percorso di consulenza attraverso altri professionisti, quindi una figura di sintesi, una figura di accompagnamento. Secondo gli ultimi dati dell'Ufficio Statistica della Regione, il contatore demografico è tornato a salire segnando 5.000 abitanti in più. A contrastare il declino demografico, che ha portato il Veneto a perdere 22.559 abitanti in 3 anni, non sono le nascite ma le migrazioni. In 7 anni il quoziente di natalità per il Veneto è passato da 10,1 nati per 1.000 abitanti nel 2008 ai 7,9 nel 2015. A presentare esiti, sviluppi e applicazioni del percorso formativo l'assessore alla sanità e ai servizi sociali della Regione Veneto Manuela Lanzarin e la presidente della conferenza dei sindaci dell'ULSS 2 Paola Roma. Insieme tutti quanti, ognuno per la propria parte, questo è lo spirito di squadra che porta ad arrivare alle nostre comunità e soprattutto a queste giovani coppie che si avviano in questo percorso di vita.